Comunque qui è partito tutto dal 17 giugno del 1981. Nella sua carriera professionale l'ostetrica Marina ha fatto nascere 3.173 bimbi e di ognuno ha preso nota in un diario, o meglio in 6 diari, che conserva gelosamente. Ha messo per iscritto ogni parto, ha segnato tutte le mamme che ha aiutato in questi 42 anni di lavoro. Tanta vita trascritta in questi diari miei personali, ma che sono anche una memoria storica di tutto questo percorso fatto in questi 42 anni e mezzo di attività professionale. Per 40 anni ha lavorato all'ospedale di Piove di Sacco. La signora Marina si definisce una guardiana della porta che accompagna i neonati attraverso un accesso dal mondo all'interno della propria mamma al mondo fuori. E questa cosa mi ha sempre sentita onorata e orgogliosa del lavoro che faccio, perché mi scusi, ma le dico proprio che è il più bel lavoro del mondo. Di ognuno dei bimbi che ha fatto nascere porta un ricordo, ci dice. Con alcuni, però, ha sviluppato legami molto forti, come con la prima che ha fatto nascere il 17 giugno del 1981. Ho seguito proprio tutto il suo percorso, perché poi alla fine il suo compleanno diventava anche il mio compleanno professionale, e ho seguito proprio tutte le tappe della sua vita, per cui quando ha preso la maturità, quando si è laureata, quando si è sposata, quando ha avuto i figli, per cui è stato come diventare proprio una nonna, no? In un certo senso mi sentivo proprio una nonna proprio morale, ecco, per cui ho fatto nascere i suoi bambini. L'ultimo parto a cui ha assistito è stato in Sierra Leone in una missione umanitaria. Marina è una donna energica che, oltre ad essere ostetrica, è stata anche formatrice regionale sul tema della violenza di genere, tema su cui ha scritto un libro di prossima pubblicazione assieme ad un giudice e una psicologa. C'è quindi da aspettarsi che anche i diari da ostetrica diverranno una fatica letteraria. Il mio impegno nel futuro vedremo come sarà, ecco, portato avanti, con che modalità. Comunque ce l'ho dentro di me, vediamo poi come lo potrò sviluppare, ecco.